alla Zoppa Sarena e allora ufficializziamo un altro innesto del mercato, è un innesto che conosciamo. Cristina Barcellini, intanto ben trovata. Grazie, sono molto contenta. Avevo cominciato ad allenarmi così magari un po' per vedere come andava, invece mi sto divertendo, quindi sono molto contenta e ho deciso di ritornare a giocare. Spieghiamo per chi magari non sa, hai avuto un bimbo e quindi adesso c'è il ritorno a giocare. A chi l'hai detto per primo vorrei tornare a giocare? A tuo marito? Sì, Omar, abbiamo deciso assieme, cioè ha cominciato lui a spingere un po' perché sa che mi piace, sa che mi diverto, che magari mi distraggo un po' e allora insisteva, non è che insisteva, mi agevolava, magari teneva il bambino così, allora abbiamo deciso assieme, lui è stato il primo a saperlo. Sarà una Serie C, è logico dire, insomma tu hai giocato a grandi livelli, una Serie C come la vedi, come la guardi, da questi primi allenamenti, dalle ragazze, cosa possiamo dire? Che ci sono tante ragazze giovani che hanno tanto talento e poi c'è Mario, diciamo che la verità che è anche un ottimo allenatore, penso che la squadra come verrà costruita avrà grandi possibilità poi di fare anche bene durante l'anno. Naturalmente tuo marito o chi per esso ti avrà anche detto devi stare attenta perché tutti vorranno fare grandi figure, gran belle figure, farti fare figuracce a te durante l'anno. Sei preparata? No, non ho detto niente del genere ancora, Sono adesso penso giornalistiche. magari a tornare in forma, poi vediamo. E allora, questo tornare in forma sarà una Serie C, e come dicevi te, guidata da Martinez con lo staff. Team Spes aspetta altre amiche di Cristina Barcellini? Ma perché no? Non ho idea, nel senso io per ora vedo le ragazze che ci sono, mi trovo bene e sono ottime per la categoria, poi vedremo cosa verrà. Barcio, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Allora, noi sappiamo che c'è anche un signore, un super tifoso, che è il papà tra l'altro del presidente, il signor De Luca. Volevo sapere dal signor De Luca che cosa pensa, insomma. Io vedo un bel momento questo, io sono nuovo di questa cosa, però mi sta piacendo. Oggi per dire il mio compleanno e il più bel regalo per me è vedere queste ragazze impegnate negli allenamenti. Mi sono innamorato di questa società perché vedo che lavorano molto e voglio condividere con mio figlio Claudio questo sogno che si sta realizzando. Penso che possa proseguire così e ci sono dei collaboratori che lavorano 24 ore al giorno e questo rende anche il tutto più importante, E poi penso. con il primo tifoso come lei, basta, va bene Sì, così. sì. Bocca al lupo. Grazie, grazie a lei.